L'ultimo turno casalingo dell'anno regala al calcio Padova femminile un big match attesissimo. Allo stadio di Via Vermiglia infatti arriva il Vittorio Veneto capolista, che all'andata ha battuto le biancoscudate per 3-2, ma con il Padova che sbagliò addirittura 2 rigori. Un Padova che vuole rifarsi e dopo 16 minuti passa subito in vantaggio con il gol della solita Claudia Ferrato, che sfrutta questa incertezza in uscita di Reginato e di testa segna il suo 30° gol in campionato. Padova che passa in vantaggio e gioca veramente bene contro la prima della classe, che si fa vedere solo al 21° con questo colpo di testa di Foltran. Siamo alla mezz'ora, guardate questa azione che parte dal rinvio di Donà, colpo di testa di Giubilato, la mette giù a Ferrato che scambia con Giubilato, che di prima intenzione trova il corridoio giusto per Marianna Fabruccio, che batte così di sinistro il portiere. È un'azione bellissima del Padova che alla mezz'ora raddoppia in 30 minuti. Il Padova fa 2 gol al Vittorio Veneto, che in tutta la stagione non ha mai subito più di 2 gol nella stessa partita. Però guardate cosa succede: palla al centro del Vittorio Veneto che riparte dopo il secondo gol subito. C'è questa azione sulla sinistra, cross al centro, colpo di testa e subito 2-1 di De Martini. Il Padova forse si è rilassato un po' troppo dopo il 2-0 e 10 secondi dopo aver segnato subisce il 2-1. Così adesso il Vittorio Veneto ci crede. Siamo allo scadere del primo tempo, c'è questa incertezza difensiva del Padova, per poco non ne approfitta Zanella. È bravissima poi Donà a rimediare sul ribaltamento di fronte. Primo minuto di recupero del primo tempo, grandissima azione di Claudia Ferrato che salta a 2 avversari e poi dà palla a Catuzzo, che però scarica troppo alto, quasi un rigore in movimento sbagliato da Catuzzo. Si arriva nel secondo tempo, 5° minuto, Ferrato fa scorrere per Giubilato che è più veloce di tutte e segna così il 3-1. C'era anche un fallo su Claudia Ferrato, ma è stata bravissima Margherita Giubilato a non fermarsi, a anticipare tutti con il sinistro, a segnare il 3-1. Padova travolgente che continua ad attaccare ancora con Giubilato, ancora un'imbeccata centrale per Marianna Fabruccio che tira con il destro. La sua conclusione però è troppo centrale, calcio d'angolo per il Vittorio Veneto, brivido per il Padova che però riesce a spazzare. Poi 23° minuto, ancora Claudia Ferrato atterrata così da Valentina Dal Pozzolo, giallo, chiedevano anche il rosso le giocatrici biancoscudate, ma poco importa perché sulla punizione successiva c'è il 4-1 siglato con questa bomba da Laura Peruzzo che chiude così la partita. Un Padova spumeggiante che segna 4 gol al Vittorio Veneto, che ripetiamo ne aveva subiti al massimo 2 in una sola partita in questa stagione, aveva perso soltanto una volta in stagione, ma il Padova si è dimostrato più forte. Ancora Claudia Ferrato che cerca il 5° gol ma si fa murare dal portiere proprio in questa occasione. Claudia Ferrato però rimedierà un infortunio alla caviglia. Siamo negli ultimi minuti e c'è questo fallo, presunto fallo di Mazzucato su Piai, perché come rivediamo dal replay sembra che si lasci un po' andare il numero 9 del Vittorio Veneto. L'arbitro però assegna la massima punizione che la stessa Piai trasforma così, ma il risultato non cambierà più. Il Padova batte per 4-2 il Vittorio Veneto, può esplodere la festa in Via Vermigli. Il Padova è matematicamente terzo e la settimana prossima chiuderà il proprio campionato in casa del Gordige. Con questa sconfitta invece il Vittorio Veneto dice probabilmente addio al sogno promozione.